Fa molto piacere che oggi la Commissione all'unanimità abbia approvato un parere sul Codivilla in cui finalmente dà un futuro a questa struttura ospedaliera. Da oggi il Codivilla sarà un ospedale con i suoi 80 posti letto e la Commissione ha ritenuto di ribadire che il futuro sarà per un gestore privato, ma comunque vengono stese tutte le garanzie per la struttura e ovviamente anche per il personale impiegato dall'attuale Codivilla SPA per poter proseguire la propria attività sino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Abbiamo raggiunto un accordo per cui impegniamo la Giunta a dare continuità all'ospedale di Codivilla Putti, indipendentemente dalla chiusura della sperimentazione il 29 aprile, e poi salvaguardare i lavoratori. Questi sono due obiettivi importantissimi in modo tale che i servizi per la zona siano garantiti, non gravino sull'ULSS ma siano appunto a carico della Regione e soprattutto appunto l'occupazione dei 150 lavoratori venga garantita. Un risultato importante, frutto di un lavoro molto preciso che abbiamo portato avanti, preciso e determinato che abbiamo portato avanti in queste settimane.